Il tema principale anche di questa giornata è la scomparsa del pontefice, l'addio a Papa Francesco, e noi vi raccontiamo in qualche modo i suoi legami, se non diciamo diretti, nel senso, in termini di presenze a Taranto, però attraverso le realtà tarantine che lo hanno incontrato, che lo hanno conosciuto e soprattutto che hanno avuto il privilegio anche di ricevere da lui parole, come la Confraternita del Carmine, che 10 anni fa, nel 2015, riuscì a portare in piazza San Pietro il simulacro dell'Addolorata in occasione dei 250 anni dalla donazione di Calò, e fu proprio il pontefice a benedire anche la corona che oggi ricorda quella ricorrenza. Di questo parliamo con Monsignor Marco Gerardo, che è in collegamento con noi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Don Marco, padre spirituale dell'Arciconfraternita del Carmine, parroco della Chiesa del Carmine. Don Marco, che momento è stato quello per la confraternita, ma più in generale anche per la comunità di fedeli tarantini? Fu un momento storico carico di emozione e di significato. Ricordo che quando la statua dell'Addolorata, portata a spalla dai nostri confratelli, varcò l'arco delle campane, viene chiamato, da dove il Papa fa l'ingresso con la Papa mobile nel giorno delle udienze, e ci fu un saluto della piazza che, pur non sapendo la maggior parte di che statua si trattasse, certo, capì e fu attratta da quella immagine, e poi la portammo sul sagrato della Basilica, e il Papa dopo l'udienza si avvicinò, ci chiese ovviamente chi fossimo, perché eravamo lì, gli raccontammo brevemente cosa avevamo portato, perché avevamo portato la statua della Madonna, e soprattutto io gli dissi che ai piedi di quella immagine c'erano le preghiere di tanti confratelli, consorelle, cittadini di Taranto, e lui fu colpito e si fermò a pregare, benedisse la corona che adesso adorna l'immagine della Madonna, ed era molto interessato alle questioni della pietà popolare. Infatti, Don Marco, lei ne parla anche nel suo libro In Nomine Tuo Collecti. C'è una parte che è dedicata alla pietà popolare, ed è una rielaborazione di un contributo che lei aveva preparato per il catalogo inviato proprio al Papa, mi pare di ricordare, che lo colpì talmente tanto che scrisse di suo pugno una risposta. Sì, perché in quel contributo così avevamo cercato di spiegare in che modo la pietà popolare contribuisse alla formazione di una mentalità sinodale nella Chiesa, e apprezzò tanto, lo scrisse, che si fosse fatta una riflessione sulla sinodalità legata alla pietà popolare, che in quel momento era un argomento un po' mancato. Adesso è entrato nei documenti soprattutto del Sinodo della Chiesa italiana, ma allora non ne parlava nessuno. Don Marco, per chiudere, un suo ricordo personale di Papa Francesco? Di Papa Francesco conservo il ricordo di una cosa che mi disse proprio in quell'occasione, e che mi ha mostrato come il Papa sapesse unire una profonda tenerezza paterna alla capacità anche di dire parole, compiere gesti forti. Davvero un profeta che non ha avuto paura di usare parole e gesti forti per scuotere le coscienze, anzitutto all'interno della Chiesa, per renderla più vera, più credibile e così capace anche di scuotere le coscienze del mondo. Grazie a Monsignor Marco Gerardo, padre spirituale dell'Arciconfraternita del Carmine, parroco del Carmine di Taranto. Grazie davvero per questo ricordo. Buona giornata, Don Marco. Grazie a voi, buongiorno, buona giornata.